tutti i bus sotto controllo da un'unica centrale operativa. MOM, Mobilità di Marca, l'azienda unica del trasporto pubblico locale trevigiano, ha avviato la sua nuova sala di controllo ed esercizio situata all'interno della biglietteria di Piazzale Duca d'Aosta. Grazie ad appositi dispositivi di geolocalizzazione satellitare installati su 336 mezzi, tutti quelli della rete urbana e il 90% di quelli dell'extraurbano, il percorso dei veicoli sarà seguito passo passo in tempo reale su un maxischermo, evidenziando ritardi nei tempi di percorrenza rispetto alla tabella di marcia prevista, problemi dovuti al traffico, a deviazioni nelle strade o a eventuali guasti. I dati serviranno per gestire al meglio i flussi di trasporto, ma la stessa centrale potrà comunicarli all'autista suggerendo, ad esempio, percorsi alternativi in caso di incidenti o ingorghi. Tante informazioni. Allora, noi studiamo quello che è cosiddetto programma di esercizio, cioè come girano gli autobus, gli orari di percorrenza, dove devono andare e quant'altro. La sala è un grande cervellone, una grande sala controllo che va a monitorare le singole vetture. Acquisirà dei dati dal campo, come si è visto precedentemente, c'è ogni macchina viene etichettata, il tempo di percorrenza, dove si sta fermando, eccetera. Laddove ci sono delle turbative di traffico, ovvero delle segnalazioni che noi dobbiamo dare al nostro operatore, la sala controllo dialoga in tempo reale con l'autista e viceversa, quindi ricevendo sempre queste informazioni, perché poi il tutto sarà ribaltato o sul nostro sito, ovvero su quelli che sono i pannelli della cosiddetta infomobilità, piuttosto che sull'app che noi abbiamo, app aziendale, che è quella che ti permette di sapere in tempo reale come si sta muovendo la vettura. Quindi tante informazioni in real time, come si usa dire. Le informazioni dunque saranno comunicate agli utenti tramite il sito internet e la app aziendali e anche attraverso le nuove paline interattive alle fermate di cui MOM punta a completare l'installazione entro il 2018. L'infomobilità, infatti, come ribadisce il presidente Giacomo Colladon, è la nuova sfida che attende la società. Ma le novità tecnologiche riguardano pure tutte le auto di servizio di MOM e anche il personale. Controllori e autisti saranno dotati di apparecchi con funzioni anti-aggressione. Il sistema sarà in grado di identificare la posizione del corpo dell'operatore. In caso di caduta a terra, partirà una chiamata automatica di emergenza. Nei dispositivi di sicurezza noi testeremo quelle che sono le sicurezze date al nostro personale, sia il personale di terra, come avete visto, ovvero il personale a bordo. Quindi questi telefoni aziendali saranno dotati quindi di quella tecnologia che permetterà, in caso di bisogno, ovvero di aggressione, piuttosto che a seconda dell'operatore di un momento di disagio, di mettersi direttamente in contatto con la sala operativa, che non è la nostra SCE, ma proprio con la vigilanza, che è quella che ti permette di arrivare sul posto, di far arrivare sul posto veicoli della polizia locale piuttosto che delle forze dell'ordine o altri mezzi di soccorso. Il nuovo cervellone, costato 20.000 euro, avrà il suo banco di prova in occasione dell'ormai imminente adunata nazionale degli alpini a Treviso dal 12 al 14 maggio, durante la quale MOM effettuerà circa 60.000 chilometri di corse aggiuntive, con 400 dipendenti al lavoro ogni giorno. MOM è pronta, come vi ho detto prima, abbiamo un gran numero di dipendenti autisti che saranno pronti a questo evento e quello che abbiamo presentato come sala di esercizio lo dimostra. Operativi H24, gli orari sono dalle 5:30 del mattino alle 2 di notte e quindi abbiamo circa 20 ore, 21 ore di esercizio. Gli orari saranno rivoluzionati, però alle fermate e nei info point daremo tutte le informazioni necessarie per creare meno disagio all'utenza. Se il battesimo del fuoco della dunata verrà superato, il sistema verrà implementato in modo definitivo.